benvenuti alla seconda giornata di questo concorso ippico internazionale di La Bagnaia, una tenuta che si trova alle porte di Siena. Ancora il sole, ancora una splendida giornata a far da cornice a questo concorso ippico internazionale che vede presenti molti dei cavalieri italiani e anche cavalieri stranieri di eccezione come Francis Connors, Eric Vauter, come anche Imandli e Michel Robert. 34 cavalieri hanno già preso il via in questo premio numero 5, una categoria a due fasi o a fasi consecutive. Vedete inquadrato Ermete Breccia per l'Italia che monta Gordon 55, il cavallo tedesco. Andiamo a riassumere brevemente quella che è la classifica provvisoria con Beat Mandley Svizzera su Joyride al comando nel tempo di 27,08 nella seconda fase, secondo posto per Michel Robert su Alligator Fontaine 27,96, terzo per Duccio Bartalucci su Vigolda 30,16. C'è subito errore per Ermete Breccia. Categoria a due fasi, dunque prima fase 8 ostacoli, tempo massimo 64 secondi, il tempo limite naturalmente 128 secondi mentre continua a sbagliare Breccia. Seconda fase dall'ostacolo numero 8 all'ostacolo numero 13. Lunghezza del percorso della seconda fase 260 metri, quello della prima 370 metri. Dunque il tempo massimo nella seconda fase 45 secondi, tempo limite 90 secondi. Un percorso molto selettivo e qui c'è una brutta caduta per Ermete Breccia su Gordon 55. La sua prova di fatto termina qui, eliminato naturalmente Ermete Breccia. Non so se siamo in grado di rivedere, grazie al regista Roberto Cambuti, ecco qui l'errore, la caduta susseguente di Ermete Breccia. Possiamo vedere vicina all'ostacolo e errore proprio e quindi la caduta. Ci ha raggiunto in postazione Natale Chiaudani, che ringraziamo per essere venuto qui. Buongiorno Natale. Ecco, vediamo proprio e cominciamo la telecronaca con questa caduta. Che cosa è successo, Natale? Il cavaliere ha trovato una distanza troppo vicina all'ostacolo, il cavallo è praticamente inciampato veramente sulla prima barriera. Ecco, possiamo rivederlo ancora. Dell'ox. Sì, forse da questa immagine, l'ultimo tempo di galoppo è un piccolissimo tempo, ha ripetuto un tempo veramente alla fine il cavallo e non ha avuto lo spazio per riuscire ad elevarsi. In più al centro di quell'oxer c'è anche un muretto e il cavallo ha continuato il suo incespiccone sul muro. Intanto, mentre si sta provvedendo a rimettere in sesto l'ostacolo, è già sceso sul campo di gara Filippo Moyerson che monta l'Oro Piana Duganò, questo bel grigione ormai 17enne, penso 16enne. Filippo Moyerson che ha vinto il premio numero 4, mentre tanto vediamo volti femminili distesi sul prato a prendere anche un po' di sole. Ha vinto la prova numero 4, una prova mista su Ei delle Folle. Ancora attimi di attesa. Proprio in sella a Duganò, tra l'altro Filippo Moyerson ha vinto 2 prove a Pinerolo, concorso ippico internazionale che si è svolto pochi giorni fa, ha vinto il Gran Premio in una categoria a fasi consecutive proprio come questa. Si sta ritrovando veramente la miglior forma Duganò. Tutto è pronto intanto. Ha fatto un paio di anni durante i quali ha avuto qualche problema fisico e poi ha ripreso piano piano e Filippo l'ha riportato, trovo, alla miglior forma, perché quest'anno sono anche terzi nella Coppa delle Nazioni a Dublino, saltando in un campo difficile, sta veramente saltando magnificamente, ma godiamoci lo spettacolo, perché è sempre uno spettacolo vedere questo cavallo in gara. Primo ostacolo passaggio di sentiero di 1,30 m, 1,35 m, 1,20 m, secondo ostacolo un muro di 1,40 m, ostacolo numero 3 un falso largo. Poi dopo andiamo anche a vedere gli ostacoli e le difficoltà su siepe 1,40 m, 1,40 m per 80 cm, quindi un altro passaggio di sentiero, ostacolo numero 4, 1,40 m, 1,40 m per 1,50 m, quindi c'è la doppia gabbia
formata naturalmente da 3 elementi, 5A barriere su mulini, un verticale di 1,40 m, 1,40 m anche per l'elemento B, quindi 1,40 m, 1,50 m, 1,40 m per 1,50 m, ostacolo elemento numero C. Ostacolo numero 6 è un passaggio di sentiero, 1,40 m, 1,40 m per 1,50 m, quindi passiamo all'ostacolo numero 7, barriere sul cancello, ostacolo numero 7, 1,40 m d'altezza, ostacolo numero 8, un oxer, un carré di 1,40 m. E qui comincia la seconda fase. Vediamo se Filippo prende l'opzione. Subito ha preso il via. Non ha scelto la strada più corta, che è una strada veramente difficile, ma penso che sicuramente utilizzerà Dugano nel Gran Premio e non vuole esagerare oggi. Chiaramente farà un percorso rapido perché il cavallo è veramente un cavallo rapido, maneggevole, tutto quello che... Ultimo ostacolo per Filippo Moyerson. È stato nettamente, è rapido, molto sicuramente nelle prime posizioni. Sicuramente aspettiamo solamente il tempo ufficiale. Aspettiamo il tempo ufficiale per Filippo Moyerson. Comunque doppio netto nella prima e nella seconda fase, 29,99. 29,99 per Filippo Moyerson. Dunque primo posto per Beat Mandley con 27,08, secondo per Michel Robert 27,96, terzo per Filippo Moyerson, il suo tempo 29,99. Adesso è la volta di Gianni Govoni, ma Gianni Govoni non ha preso il via, dunque Jürgen Kraus per la Germania su piccola. Vediamo ancora i fasi rallentate. E allora insieme a Natalia Chiodani andiamo anche a vedere quelle che sono le difficoltà, se vogliamo, di questo percorso e anche le eventuali opzioni tra un ostacolo e l'altro. Quel tempo è tenuto conto del tempo della seconda fase, ma non è una tabella C come era ieri, quindi gli errori e gli ostacoli non si trasformano in secondi, bisogna osare ma non esagerare, perché ogni errore costa veramente 4 penalità e si passa dopo tutti i percorsi netti. Non è come nella categoria a 2 fasi con la seconda fase a caccia, che per ogni errore si trasformano in secondi, quindi potrebbe fisicamente vincere uno che ha fatto una follia ma che ha commesso un errore. Quell'errore gli è costato, è riuscito a risparmiare 5 secondi e un po'. Intanto il primo ostacolo, un ostacolo invitante, essendo un largo di 1,20 m, quindi... No, è la larghezza di 1,20 m, ma è la dimensione 1,35 m, che è un giusto debutto per una gara di 1,40 m. Ecco. L'ostacolo numero 1 deve essere comunque un ostacolo molto saltabile, un po' più basso del resto, ma non così più basso per non fare troppo la differenza. Il 2 è un altro ostacolo semplice, che è un muro verso casa, un ostacolo facile da rispettare. Il 3 comincia a essere un ostacolo... Tanto parecchi errori per discretamente, sì, il tedesco ha fatto un po' di errori. Andiamo avanti nella descrizione. Sì. Il numero 3 è il primo ostacolo tecnicamente un po' difficile, perché è un ostacolo un po' errorabile, non è profondo, quindi non ci sono difficoltà di copertura, ma è un po' errorabile. La prima barriera è molto pari, onestamente c'è una grande siepe sotto, quindi non è così trasparente. Alla fine trovo che è più l'aspetto errorabile di quello che sia stato in realtà, perché la massa che fa la siepe mette rispetto ai cavalli. Il numero 4 è un ostacolo che ha una diagonalità un po' particolare, bisogna rimettere i cavalli in asse prima di saltarlo. Adesso lo vediamo anche attraverso il percorso di Jerry Smith, che è sceso sul campo di gara in questo momento, monta Mister, quindi aspettiamo di vedere Jerry Smith sull'ostacolo numero 4 e 5 per poi seguirlo più da vicino. Eccolo qui Jerry Smith, che si è ben comportato ai mondiali cavalli giovani, che si è svolto proprio pochi giorni fa in Belgio alla Naken. Jerry Smith è nato in Olanda, di origine olandese, ma vive a Milano. Tra l'altro è stato il miglior cavaliere italiano sia alle Olimpiadi di Barcellona che alle Olimpiadi di Atlanta. Passato in coro il numero 1. Sì, tra l'altro i supporti resistono più all'urto in queste gare, non essendo un gran premio, no? No, assolutamente no. I supporti sono gli stessi. Natale, questo l'ha detto il direttore di campo Uliano Vezzani. Ci sono 2 tipi di ferri, ecco, dei ferri un po' più concavi, dei ferri un po' meno concavi e poi dei ferri piatti per le tavole. Nelle gare di velocità normalmente si utilizzano degli ostacoli un po' meno errorabili e dei ferri un pochettino più concavi
in modo che il cavaliere sia stimolato a correre, non debba solo pensare a lasciare i suoi barrieri. Intanto ostacolo numero 6 per Jerry Smith, superato Molto bene, manca la linea finale, poi inizia una gara di velocità. Ecco questo verticale. Questo cavallo tra l'altro era Slotak, Frank Slotak, sì, grande tedesco. Il cavaliere di questo cavallo è stato Frank Slotak per tutto l'anno scorso. C'è un piccolo inconveniente al fosso. Ha qualche difficoltà per adesso. Non in particolare, probabilmente lui voleva saltare un po' piano il fosso per riuscire a girare in quel piccolissimo spazio che Giuliano Vezzani ha lasciato tra il fosso e l'ostacolo precedente. È un'opzione veramente difficile che hanno scelto fino ad ora due cavalieri, che sono Michel Robert e Bette Mandley, che sono rispettivamente primo e secondo. Sì. Primo Bette Mandley, secondo Michel Robert. Intanto sta concludendo il percorso Jerry. Sì, ormai è al di fuori della... Assolutamente, infatti sceglie anche l'opzione più comoda. A questo punto gli conviene mantenere le sue 3 penalità. Certo. Esatto, perché così almeno è davanti ai 4 in una gara tabella A, mentre in una gara tabella C sarebbe convenuto a quel punto per rischiare. Ecco, qui intanto rivediamo il rifiuto nelle fasi rallentate. Dovrebbe essere già la fase successiva, naturalmente. Ah no, questa è in diretta. No, non fanno rivedere. No. Mi rifiuto. Errore. C'è anche una penalità per quanto riguarda il tempo, e adesso c'è il rallenti dell'errore. Ecco Jerry Smith e il suo mister che ha ecco, li vediamo proprio all'ostacolo. Il cavallo stranamente ha chiuso ancora di più a sinistra, probabilmente ha un po' guardato questo ostacolo con l'acqua sotto che rappresenta una difficoltà del percorso. Adesso Alessia Marioni monta Annalena terzo. Siamo una femmina tedesca, sì, Alessia che monta con Arnaldo Bologni, sì, e che sta ottenendo buoni risultati quest'anno. Anche ieri è piazzata con questa cavalla. Piazzata anche nella Coppa del Re a Madrid. Vediamo ostacolo numero 7, per ora è un percorso netto, quindi un buon percorso per Alessia Marioni. Anche le difficoltà di questo ostacolo numero 8 con il muro netta e passa alla seconda fase. Ecco qui dove è fermato il cavallo Jerry Smith. Problema per Alessia. Carista, Sì. Peccato però per questo errore. Penultimo ostacolo, anche qui ha avuto un attimo di sbandamento e termina quindi la sua prova. Purtroppo 2 errori proprio agli ultimi 2 ostacoli. Credo una bella gara. Sì, vediamo il tempo. Intanto Vezzani, il direttore di campo, 29,14, quindi era un buon tempo. Sì, Giuliano Vezzani, il direttore di campo, lui che mi ha detto dei supporti, Natale. Sì. Quel signore lì. Sì. Dopo Alessia Marioni è la volta di un altro italiano, Alberto Cocconi, che monta Admont de Chies. Intanto lo guardo con particolare attenzione, Marioni. Perché questo cavallo l'ho acquistato quando aveva 6 mesi. Sono passati un po' di anni e si è rivelato un buon cavallo, consigliato l'acquisto. Allora seguiamolo, montato, ricordiamo, da Alberto Cocconi. È un cavallo che è una lettera A francese, quindi un cavallo di 8 anni e ha le sue prime gare importanti. E anche sullo stacco numero 3 contesto il passaggio di sentiero, superato indenne, si avvicina alla doppia gabbia, 10,50 metri tra il primo e il secondo elemento, 2 tempi, 7,70 metri, un tempo un po' lungo, no? Tra il secondo e il terzo elemento. Quindi ostacolo numero 6, un altro
passaggio di sentiero. Passato indenne, lui ha scelto di fare un galoppo in meno degli altri, continuando invece che di riprendere. Sono due possibilità. Barriera sul Era di cancello. fare 6 galoppi. Esatto. Ostacolo numero 8. Si può andare alla seconda fase. Andare alla seconda fase. Dietro front mano sinistra. Sceglie la strada lunga, probabilmente pensa che suo carro sì. non è ancora pronto per fare la corsa. Forse ha ragione perché è un cavallo giovane. Bene anche l'ostacolo numero 10, che poi è anche l'ostacolo numero 4. Esatto, un ostacolo che si ripete 2 volte. Ripete 2 volte, quindi numero 11. Andando molto bene. Sì. Questi cari barriere, passaggio di sentiero 1,40, 1,45, 1,45, ultimo ostacolo il 13, c'è percorso netto. Percorso netto, è un buon percorso questo. Aspettiamo di conoscere il tempo. 37 e 85, non si piazza nelle primissime posizioni, comunque è un buon percorso netto e questo è importante perché i netti, i doppi netti naturalmente, sono stati pochissimi. Si contano praticamente sulle dita di una mano, sono 8 con il suo, 8 su 41 binomi, quindi è abbastanza una gara abbastanza selettiva, sì. Chiaramente nella seconda parte i cavalieri provano un po', però certo, osano, devono osare e chiaramente quando si osano un po' di più è più facile che arrivi un errore. Valentina Interlenghi, ancora un'italiana, monta Ocasio de Meuret, una giovanissima, nata nel 1979, quindi nemmeno maggiorenne. Vediamo. Sì, è una nuova promessa. Nuova promessa, è veneta, nata a Treviso. Ostacolo numero 4. Certo, un peccato. Trovo che comunque si comporti onorevolmente anche su percorsi difficili, una ragazzina fredda e molto appassionata, si dedica molto al lavoro in piano sui cavalli. Molto... Sì, è salita sul podio degli juniores la settimana scorsa. Forse il cap è andato un po' davanti agli occhi adesso. Bene elegante anche sul cavallo. Sì, sì, un fisico adatto. Un errore un po' vicino al verticale. E termina qui la sua prova. Penalità, la sua prova. Peccato, 8 penalità nella prima fase, non accede alla seconda fase. E adesso Marco Marmot che monta Victor. Questo è il premio numero 5 della giornata. Questa notte, intorno alla mezzanotte 10, sulla seconda rete andrà in onda invece parte della gara del derby. Un derby molto interessante, un derby sicuramente spettacolare che si svolge naturalmente su 2 campi di gara, all'interno del campo di gara principale e poi all'esterno. Sì, il derby è una gara particolare, è molto più lunga di una gara normale. Non ricordo quanti metri ha deciso il nostro Uliano Vezzani di mettere questo derby oggi, comunque sarà circa attorno al chilometro. È una gara, è una via di mezzo fra il concorso completo e il concorso ippico. I cavalli devono essere abili a rispettare le barriere come cavalli da concorso e bravi e sfacciati a entrare nell'acqua, a saltare degli ostacoli. E anche dotati di una certa resistenza, tra l'altro. E dotati anche di fondo, senz'altro. Marco Marmot su Victor sta per cominciare la sua prova. Marmot, anche lui un giovane, 26 anni, nel 96 14esimo, proprio pochi giorni fa, nel Gran Premio del concorso ippico internazionale di Pinerolo. Dunque un ragazzo che si affaccia. È già qualche anno che salta le gare di un... Però con un certo ad un certo livello. Un ragazzo particolarmente alto, circa 2 metri. Ha partecipato anche a Piazza di Siena. Sì, sì. Nonostante la sua statura è un ragazzo fermo in sella, che è molto importante quando un cavaliere è veramente alto, riuscire a stare fermi, perché i cavalli sentono negativamente il movimento del cavaliere, più questo è alto. Certo. Importante nella prima fase, lo ricordiamo, è basilare, insomma, terminare con 0 penalità per poi accelerare per quanto possibile nella seconda fase. Vediamo se Marco oserà a passare davanti. Prova, non prova. Non prova. Non prova.
Beh, anche... È un buon cavallo ma non è veramente Esatto. maneggevole. Stavo dicendo proprio questo. Là è veramente una prova di maneggevolezza notevole, riuscire a girare i 2 metri liberi dopo un ostacolo come un fosso, che anche se è un verticale, con il fosso davanti diventa quasi un ostacolo di profondità. Sceglie l'opzione più breve, rischiando di più, e infatti, questo... però è peccato, è stato sfortunato. L'avvicinamento è un po' non è perfetto sull'ultimo, perché girando corto è venuta anche una distanza un po' soffocata, una distanza un po' troppo vicina al verticale. Il cavallo ha fatto di tutto per passare al davanti e non ha avuto lo spazio per togliere il posteriore. Ecco, probabilmente stiamo rivedendo alcune fasi, non so se... Tanto bel primo piano, questo è sicuro, del cavaliere Marco Marmot. Ecco, non è questo si riferisce alla doppia gabbia. Esatto, al secondo elemento della doppia gabbia. E al terzo in questo momento. E allora andiamo a vedere la prova di Emanuele Formelli, monta Rabino 1, è il terzultimo cavaliere in gara in questo premio numero 5, categoria fasi consecutive. Nel 94 ha vinto Formelli il campionato italiano Young Rider a 22 anni. Insomma, c'è il ricambio. Ci deve essere ricambio. Ci deve essere ricambio. Sì. All'estero senz'altro ce n'è ancora di più. Il problema è quello di non fermarsi mai. La stasi è regresso, insomma, bisogna continuare a progredire. Purtroppo forse non abbiamo altrettanto ricambio di cavalli di primo livello, come invece abbiamo abbastanza, trovo, ricambio, come giustamente hai notato tu, tra i giovani cavalieri, sì, che ci sono dei nuovi cavalieri che con passione si affacciano al mondo. Intanto vediamo che... Ostacolo numero 6, il cavallo tende a vedere l'uscita? Innanzitutto sì, dopo la doppia gabbia i cavalli si ricevono e sono un po' sulle spalle, è normale, è un triplo sforzo, è già un gioco di equilibrio, e si rilassano un po' ed è giusto che anche il cavaliere lasci una pausa di un paio di tempi di galoppo prima di rifare qualcosa, e la difficoltà è che la distanza sull'oxer successivo non è una distanza perfetta. Certo, allora Alessandro Carrassi de Villar che monta Gerbrandi, cavallo olandese. A proposito di cavalli, qualche problema per te, vero Natale? Sì, vista soprattutto al Gran Premio di domani. Il cavallo che ho portato per saltare le gare grosse, il derby di oggi e il Gran Premio di domani, non sta benissimo, ha preso probabilmente un colpo di freddo la prima notte c'è stato veramente un cambio di clima dal giorno alla notte e lo ha un po' sofferto, e quindi sì, c'è parecchia escursione, adesso sì. Temperatura piuttosto alta, però poi la sera come comincia a calare il sole, essendo anche immersi nella natura. Ieri c'è stato meno sbalzo termico, ma trovo che la prima sera, anche perché è piovuto tutta la settimana scorsa, anzi questo terreno ha risposto egregiamente, nessuno si aspettava che veramente fosse così. I cavalli quindi soffrono particolarmente questi sbalzi di temperatura, o meglio possono soffrire, come del resto capita a noi tra l'altro. Sì, certo. Alessandro Carrassi de Villar è stato ufficiale dei Carabinieri, classe 1952. Quest'anno ha vinto una prova dell'internazionale di Tels. Adesso la sua attività principale è quella di imprenditore, no? Sì. Imprenditore, c'è un errore. Non dilettante? Sì, un dilettante. È una vita che monta a cavallo, quindi certo, è un sì. dilettante con tanta esperienza. Certo. Non accederà alla seconda fase. Alessandro Carrassi de Villar finisce infatti qui la sua prova e Joris Moilemans per il Belgio, che monterà Lockheed de Golden Boom, è l'ultimo binomio di questa categoria che vede al comando lo svizzero Beat Mandley su Joyride, doppio netto con il tempo nella seconda fase di 27,08, secondo posto per Michel Robert con il tempo di 27,96.
Al terzo posto c'è Filippo Moyerson che montava, lo ricordiamo, l'Europiana Dogano con 29,99, quarto per Duccio Bartalucci su Vigolda con il tempo di 30,16. Ma seguiamo l'ultimo concorrente in gara, un concorrente che non potrà, credo, Natale, non so non se... è mai detta l'ultima non parola, è mai detta, assolutamente. Ioris è un cavaliere esperto, certo, ha saltato Coppe delle Nazioni, certo, ha saltato tutto, quindi non è detto. Chiaro che il cavallo che è in testa è un cavallo che normalmente salta i Gran Premi di Coppa del Mondo. Certo, non ci dimentichiamo che certo. e per lui fare una girata veramente quasi impossibile, affrontare un Oxer dopo di 1,40 m è più un gioco, perché è abituato a saltare percorsi di 1,60 m. Allora certo, è chiaro che avendo una riserva è più facile osare. Tanto è buono fino a questo momento il suo percorso. Ancora netto quando manca la linea finale. Ostacolo numero 7, ostacolo numero 8. 7 un verticale di 1,40 m. Fino ostacolo numero 8, questo Oxer Carré, e quindi netto. Vediamo subito la prima opzione. C'è errore e non Quindi rischia nemmeno più. La storia è finita, lui aveva provato, ha rallentato per poter fare quell'opzione, il cavallo non ha reagito abbastanza col posteriore, a quel punto ha rinunciato, giustamente, era uno sforzo inutile continuare a questo punto anche è rischioso andare avanti, prevedere opzioni troppo faticose, troppo difficili, e infatti anche in questo caso c'è il ritiro? Penso che voglia rimettere un po' in ordine il suo cavallo, che comunque non è l'ultima giornata di concorso. C'è il rifiuto. Lo rifiuto. Purtroppo gli ultimi 4 ostacoli sono stati, gli ultimi 5 ostacoli sono stati dopo aver fatto una buona prima parte. Ecco, vediamo se adesso riuscirà a concludere la prova. La conclude in questo momento, inutile dare risultato, ormai per lui posizioni di rincalzo. E Natale, siamo in grado allora, grazie al regista Roberto Gambutti, di vedere il percorso di Beat Mandley su Joy Ride, il percorso che ha consentito a Beat Mandley, svizzero, di vincere. Commentalo tu attraverso queste immagini. Molto rilassato nella prima parte, aspetta, tiene il cavallo calmo e fa il minimo indispensabile per saltare netti gli ostacoli senza mettere mai una tensione nervosa, perché sa che dopo dovrà un po' spremere, approfittare un po'. Si appresta a fare la doppia gabbia, entra veramente bene, calmo. La cavalla ha un salto un po' poco classico, come potete vedere, l'uso degli anteriori e della schiena che tanto calcia è un salto poco classico, ma la cavalla è rispettosa e competitiva e lo è sempre stata. Siamo alla linea finale, della prima parte. Della prima fase. Sceglie già di fare un galoppo di meno per prendere un po' di velocità e non cambiare velocità di colpo. È veramente radente sull'Oxer. Ripete un galoppo qua per fare un salto corto e per poter passare davanti. Perfetto. E gira veramente corto anche sul verticale. Così. Riesce ad avanzare per 7 galoppi subito per fare un salto comunque non troppo lungo per poter ancora avere il controllo. E qui c'è l'ultimo ostacolo. E qui l'ultimo ostacolo spinge come se fosse un ostacolo profondo, anche se è un verticale, gli va bene e vince. Fantastico. Vince quindi Beat Mandley davanti a Michel Robert e appunto Filippo Moyerson e Duccio Bartalucci. Noi ringraziamo Natale Chiaudani, grazie Natale per essere intervenuto. Prego. Ringraziamo anche l'ufficio stampa della FISE nella persona di Caterina Vagnozzi per l'aiuto e noi vi salutiamo. Vi diamo appuntamento a questa notte intorno alla 00:10. Grazie, la linea torna allo studio. Grazie Fabretti. Una notizia di pugilato: Roberto Duran, 4 volte campione del mondo dei pesi medi, ha vinto per KO tecnico l'incontro con Mike Albert dopo 2 minuti e 24 secondi del 6º round. Tranquillo, vedete la doppia gabbia. Direi che la doppia gabbia non mi sembra molto difficile, ho visto tutti i cavalli saltarla molto comodamente. Diciamo che intanto viene affrontato con il sole alle spalle e questo naturalmente influisce, avendo ormai un sole che è un po' basso sull'orizzonte, e poi ha una distanza classica, un tempo di galoppo intanto termina
c'è stato anche un errore all'acqua nel frattempo. Meulemans quindi con 8 penalità, quindi anche lui diciamo fuori dai migliori. Dicevo, si affronta con il sole alle spalle, poi delle distanze classiche con un tempo di galoppo tra la prima e la seconda barriera, 2 tempi di galoppo tra la seconda e la terza, ovvero sia 7,5 metri e 10,40 metri, direi proprio delle distanze canoniche sotto questo aspetto. Sì, sicuramente. Adesso credo che sia molto interessante seguire la prova di questo prossimo concorrente. Si tratta dello svizzero Piet Mendley, anche lui in grande forma, anche lui reduce dalle Olimpiadi, e qui c'ha una guerra aperta in famiglia con sua cognata, perché nel Cavallo Magazine Trophy, nella classifica Cavallo Magazine Trophy che si gioca proprio su questa gara, sua cognata Leslie McNaught Mendley, che è una delle autrici dei primi percorsi netti oggi, è in testa e lui segue a soli 2 punti di distanza a 98 punti, per cui sarà molto importante per questo cavaliere mettere a segno un percorso netto per cercare di non farsi sfuggire questo. E infatti il vincitore prenderà 100 punti, il secondo 98, e dipende proprio chi dei due arriva primo, praticamente si aggiudica il trofeo, che corrisponde al valore di un'autovettura di 50 milioni, per cui credo che sia un bel incremento rispetto già al montepremi piuttosto pesante che ha questa ultima prova conclusiva del CSI di La Bagnaia. Potrebbe essere una guerra in famiglia. Speriamo che naturalmente in questa guerra in famiglia possano entrare anche dei cavalieri italiani, e lo seguiremo perché vi presenteremo in questa sintesi. Poi naturalmente anche oltre questi percorsi di base anche poi il secondo giro, che è fatto dai migliori 12 su un percorso ridotto ma rialzato, con la possibilità quindi di arrivare rapidamente alla conclusione. Direi che senza errori fino al prossimo momento il cavaliere svizzero. Adesso vediamo la conclusione. Piet Mendley per adesso senza errori, anche per lui la possibilità di entrare in barrage con Jorid. Red 0. Con percorso netto entra in barrage, lotta in famiglia insieme agli italiani. Bene, noi ci vediamo tra pochissimo, restate con noi.